sono immersa, sono in mezzo all'Unione Cuochi del Veneto. Qui sicuramente non si rischia di mangiar male, perché abbiamo parlato di eccellenza a livello di prodotti, a livello di abbinamenti, davvero di tutto di più, ma prima ci siamo concentrati su quello che è il mondo dell'olio. Ma ora vado a presentarti un giovanissimo chef, anzi si presenterà lui personalmente, perché ha vinto un concorso importantissimo legato alle scuole alberghiere d'Italia. Pensa un po', ne veniva selezionato uno per regione e lui è riuscito a portare alto il nome del Veneto vincendo il primo posto a livello nazionale. Quindi sentiamo subito la tua voce. Buongiorno a tutti quanti, sono Giovanni Mercante e ho partecipato grazie alla scuola a questo concorso delle scuole alberghiere, facendo delle selezioni prima regionali con delle scuole del Veneto, poi delle semifinali per andare alle finali a Rimini, e dove sono riuscito a conquistare l'oro e il primo posto come vincitore assoluto. Complimenti. Direi un applauso. Sì, un bello applauso. Lo facciamo anche noi dallo studio. Senti Jessica, io posso fare una domanda a Giovanni. Giovanni, ciao, intanto benvenuto, sei in diretta con Teleradio Veneta. Volevo chiederti, sei giovanissimo, chi intraprende questa scuola alberghieri ci va perché ha questa grande passione. La tua quando è iniziata a casa la passione di diventare cuoco? La mia passione per la cucina fin da piccolo, anche perché è sempre piaciuto mangiare a me, quindi dare una mano alla nonna, far da mangiare ha servito molto e ce l'ho forse nel cuore, penso. Bene, le nonne sono sempre grandi. Dimmi Jessica. Ah sì, assolutamente. No, vorrei anche chiedergli se hai un tuo piatto forte, il piatto con cui proprio conquisti i cuori di tutti, qual è? Ma in realtà non ne ho proprio uno, perché mi piace cucinare tutto, sperimentare, quindi qualunque cosa. Team dolce o salato? Salato. Salato tutta la vita. Ok, ma adesso tu ti stai già prodigando a versarci dei bei calici di vino, perché in fondo siamo sempre a Vinitaly. Allora, siamo a Vinitaly e io sono veramente orgoglioso di avere tutta qui la squadra, perché per me questo connubio tra cibo, vino, l'abbinamento e l'olio che fa un po' da padrone su tutti i piatti, penso che sia l'apoteosi di un Vinitaly veramente splendido. E io cosa ho voluto servire oggi? Ho voluto servire un recciotto della Valpolicella freddo perché bisogna che cambiamo i modi di servire anche a volte le cose, non perché è rosso deve essere a temperatura ambiente. Voi assaggiatelo freddo e sentirete come cambia il modo di servire il vino. Noi eravamo abituati con il recciotto di famiglia, perché abbiamo 30-40 ettari e l'abbiamo sempre tenuto come una passione nascosta, ma era giusto anche portarla avanti e quindi poter abbinare il cibo con dei piatti nuovi, innovativi, con i francesi vanno matti per il Sauternes. Noi abbiamo il recciotto sotto casa, che è un recciotto, ce l'abbiamo bianco e anche rosso. Io direi che noi che siamo eccoli qua, noi siamo proprio nel cuore della Valpolicella, in Valpantena principalmente, quindi non potevo esimermi da un brindisi con tutti questi ragazzi e anche a lei naturalmente. Ecco, iniziamo già dalla mattina presto qui. Vieni avanti qua. Senior, ecco, Quindi ecco, facciamo un bellissimo brindisi con il recciotto di Redoro qui allo stand, anche perché insomma siamo appena agli inizi di questo Vinitaly, l'hai detto tu Katy, 50ª edizione e celebriamo proprio una storia di famiglia. Andiamo al premio Soldoro che abbiamo portato a casa come Redoro, all'UNESCO che ha valorizzato la nostra cucina veramente a livello mondiale, e perché no, ha un buonissimo recciotto che ce l'abbiamo dietro casa e bisogna che cerchiamo di spingerlo il più possibile. Qui da Redoro noi non ci sfogliamo più, in questo stand c'è davvero di tutto da scoprire e sono seduta ora con Andrea De Poli, che tra l'altro è il presidente dell'Unione Cuochi del Veneto, che vuole proprio parlarci di quello che è l'oro liquido della cucina. L'abbiamo capito, ormai è l'olio grande eccellenza prodotta proprio da Redoro. Beh sì, Redoro, oro liquido come è olio extravergine di oliva che entra nei nostri piatti. Un grande grazie a Daniele e a tutta la sua famiglia che ci ospita qui. Per noi è un grande onore rappresentare i cuochi del Veneto. Oggi come presidente rappresento 1000 associati in Veneto,
divisi in 7 province. E allora l'olio di Daniele va su tutti i piatti dei nostri professionisti, da Rovigo fino a Belluno. Abbiamo i piatti della regione Veneto che sono esaltati da questo prodotto ed è una grande onore essere qui oggi. Cucina italiana, patrimonio dell'UNESCO, la festeggiamo oggi, la festeggeremo anche poi col presidente Stefani in Regione Veneto, con le patch che attaccheremo alle nostre giacche per commemorare questo importante traguardo. Al Veneto e alla cucina veneta non manca niente. Abbiamo mari, lagune, montagne, laghi, pianure, abbiamo tutto quello che serve per far sì che la cucina veneta sia protagonista della cucina italiana che faccia parte di questo progetto. E quindi un grande grazie anche a Daniele che ci ospita e buon Vinitaly a tutti!